Spazio consente finalmente di mettere a confronto anche artisti e non solamente le mostre le personali, diciamo, no? Ne abbiamo fatto una poco più di un mese, 2 mesi fa circa, una bellissima personale, è andata molto bene. Adesso questa è una collettiva che l'assessore alla cultura stava coltivando da 6-7 mesi, no? E arriva, e devo dire che con grande soddisfazione arriva, perché due nostri artisti locali, più un artista praticamente locale che ha frequentato Susegana, ma hanno messo a confronto livelli diversi di interpretazione della pittura. Ma è una bella mostra. Una mostra, 3 artisti, chiuderà il 31 maggio e la volontà dell'amministrazione comunale e dell'assessorato alla cultura è stata proprio quella di portare 3 artisti in un unico spazio, però 3 artisti con 3 tipologie di stile artistico diverso, con tanti però punti in comune. Uno fra tutti il concetto di bellezza. Questa bellezza portata su diversi piani, non a livello superficiale ma a livello profondo. Quindi per maggio è un mese molto molto importante per Susegana, è un mese in cui c'è una grande coesione sociale, abbiamo la festività patronale, abbiamo la rassegna teatrale maggiolina e a fare da volano a questa coesione sociale abbiamo anche questa mostra collettiva presso la Sala Arte e Cultura del Comune di Susegana. Luana Twiss, Daniela Pezzè e Andrea Sossai, 3 grandi artisti, 3 grandi modi di vedere il figurativo, ma sotto oggi l'indagine in questo momento storico deve vertire sulla contemporaneità. La pittura ha bisogno di contemporaneità e ha bisogno di farsi sentire, soprattutto visti i nuovi mezzi con cui viene interpretata la realtà. Tutti abbiamo in mente l'intelligenza artificiale, tutti abbiamo in mente queste immagini che si susseguono molto velocemente. Il mio intervento è stato proprio basato su questo, dalla parola all'immagine, dall'immagine alla parola. Questo cosa vuol dire? Vuol dire riuscire a fare in modo di trovare quel sottile collegamento che il pubblico deve trovare per riuscire ad immedesimarsi ed entrare in ogni artista. Quindi sì, una collettiva di pittura, ma allo stesso tempo ha un richiamo di avere del tempo e di soffermarci in quella che deve essere questa pratica di osservazione, osservare una realtà diversa che ci porta in una dimensione diversa. Al giorno d'oggi questo è diventato una cosa quasi impossibile da fare. Noi ci crediamo, la giunta e l'amministrazione di Susegana ci crede fortemente, e forse proprio in questa occasione e in questo bellissimo luogo c'è questa volontà di riscoprire e di rivalorizzare quello che è un'idea di manierismo, una pittura figurativa, ma con la volontà di dover guardare sotto e di riuscire a capire realmente la pittura cosa può ancora dire.